Coinvolgere i ragazzi per una città vivibile, il Leonardo ancora una volta è all'avanguardia. In sostanza, insieme col Comune di Agrigento, quindi con l'assessorato alla pubblica istruzione e con l'assessorato anche all'urbanistica, stiamo cercando di coinvolgere i ragazzi per renderli protagonisti nel dare dei suggerimenti, delle indicazioni per un uso, diciamo, dei mezzi di trasporto meno invasivo possibile. In sostanza vogliamo che riflettano sulle possibilità che si possono avere nella nostra città di utilizzare meno i mezzi di trasporto tipo macchine o autobus e altre forme alternative. Quindi i ragazzi sono protagonisti delle varie scuole, perché invitiamo tutte le scuole a dare delle indicazioni, dei suggerimenti, perché pensiamo che ogni cittadino deve fare di tutto per rendere sempre migliore la vita Alternanza scuola-lavoro, un progetto in collaborazione con la polizia locale. Sì, ci siamo cimentati in questo progetto che riteniamo noi vitale per la mobilità sostenibile nella città di Agrigento. Per la verità l'intuizione è quella del nostro legislatore. In un collegato ambientale del 2015 ha previsto l'istituzione di questa figura, il Mobility Manager scolastico. È un ufficio che si occupa di una pianificazione della mobilità sostenibile nel tragitto scuola-casa, rendendo attori protagonisti gli studenti e le famiglie. L'obiettivo naturalmente è quello di una riduzione degli inquinamenti atmosferico e da rumore sull'ambiente.